salita del Chiampon, data la modesta quota della cima e la relativa brevità del percorso, può essere ingannevole. Si tratta di un sentiero per esperti, con tratti alpinistici da non sottovalutare. Questo è l'ambiente montano in cui svolgiamo questa escursione. Dal centro di Gemona percorriamo una tortuosa rotabile fino quasi alla Malga Quarnan. Lì troviamo un comodo parcheggio. Dal parcheggio passiamo oltre la Malga Quarnan, Sella Foredor, per prendere il sentiero 713 che sale verso il monte Chiampon. Percorriamo un tratto dell'alta via Cai Gemona fino al monte Faeit. Rientriamo sullo stesso percorso. Un breve sentiero ci porta dal parcheggio attraverso il bosco fino alla Malga Quarnan. Breve discesa verso Sella Foredor e poi si prende il sentiero 713 che sale verso la cima. Presto lasciamo la vegetazione arborea per salire fra le roccette in mezzo ai prati. Il sentiero è ripido e comodo, ma richiede comunque molta attenzione perché in alcuni tratti è abbastanza esposto. Purtroppo l'impreparazione o la sottovalutazione dei rischi sono stati la causa negli anni di parecchi incidenti su questo sentiero. Il panorama che da subito ci viene offerto sulla pianura friulana è davvero spettacolare. Oggi affronteremo il passo della Signorina, il fatidico passo della Signorina. Giulio, la nostra cavia triestina, si sacrificherà per noi. Vai Giulio, vai che il passo ti aspetta. Il temuto e famoso passo della Signorina è forse il meno rischioso rispetto ad altri passaggi. Tra l'altro è munito anche di una corda di sicurezza. Essendo la salita molto ripida, guadagniamo quota rapidamente. Come si può vedere, nell'ultimo tratto in mezzo ai prati la pendenza si riduce notevolmente. In circa un'ora e mezzo, senza forzature, raggiungiamo la cima.
una splendida vista sulla pianura friulana e sulle prealpi Giulie, di cui il Chiampon fa parte. Solo poche indicazioni delle innumerevoli cime visibili. Alle nostre spalle il Sart e lo Jov di Montasio, l'Alto Adriatico con la sua laguna. Dopo esserci rifocillati, decidiamo di percorrere un tratto dell'Alta Via Cai Gemona. L'Alta Via Cai Gemona è un percorso impegnativo che richiede passo sicuro e attrezzatura adeguata. Non è nei nostri obiettivi percorrerla interamente, ma farne un tratto per conoscerla. La percorriamo fino a raggiungere il Monte Faeit. Rientriamo quindi sui nostri passi fino a raggiungere di nuovo la cima del Chiampon e quindi la discesa successiva. Giunto il momento del caffè. Siamo al coffee break. Prendo io adesso. Sì. No, Bevo. Allora, ma ci siamo? Sì. ci siamo. Caffè. No, mettici d'accordo. Sì. Aspetta. Cici. Contro Saluta. il logorio della La vita vita moderna. moderna. Caffè freddo. Eccolo. E non sai cosa bevi. Grazie di averci scelto e seguirci sul nostro canale. Ricordatevi anche di fare l'iscrizione e attivare la campanella.